Allora, siamo con Alessio Geremia, lei è candidato consigliere comunale a Telio per la lista civica Il Tilio, tra l'altro lei è anche consigliere uscente di maggioranza. Ora io vorrei che lei in un minuto mi spiegasse in maniera, senza usare termini politichesi, qual è la posizione della sua lista in merito a due questioni importanti, ossia la città metropolitana e l'ospedale unico nel Veneto orientale. Allora, sarò brevissimo. Non è la posizione della mia lista, ma di tutto il Consiglio che ha votato a favore per l'entrata di Telio Veneto nella città metropolitana ed esclusione del sottoscritto. Io sono fortemente convinto che la città metropolitana sia un carrozzone, sia un salto nel vuoto. Io con i tempi che corrono con la crisi socio-economica non me la sento di prendermi la responsabilità, perché amministrare significa essere responsabili del futuro dei tuoi cittadini. Non me la sento di portare questo peso ai miei cittadini senza delle regole scritte e ben definite e ben chiare, perché il statuto non è ancora stato scritto e lo si sta scrivendo adesso quando già le amministrazioni hanno votato a favore. Però per quanto riguarda invece l'ospedale unico? Quando riguarda l'ospedale unico, la posizione di questa lista è abbastanza chiara. Tamai, che era presidente della conferenza dei sindaci per la sanità fino a un mesetto fa, era favorevole. Sono rimasti un po', stanno giocando un po' a melina, nel senso che bisogna... Chi è che starebbe giocando a melina? Un po' tutti quanti, un po' tutti i sindaci. Quindi i sindaci della conferenza dei sindaci non prendono una decisione. Io sono favorevole all'ospedale unico, che non significa chiudere Portoguaro o chiudere altri ospedali, come diceva il governatore, come ha sempre sottolineato il governatore Zaia. Bisogna prendere una decisione dove farlo e forse dopo i soldi ci sono, perché se aspettiamo troppo tempo magari poi i soldi non è più possibile spenderli. Loro dicono che la regione ancora non avrebbe messo a bilancio i soldi per questo nuovo ospedale. Ma Zaia ha detto che ci sono i soldi, Zaia è presidente della regione, quindi non so se fidarmi di più del mio governatore Zaia, che quindi ha sotto controllo il bilancio, oppure se fidarmi del sindaco che dice che non ci sono i soldi. Secondo lei, se lei potesse scegliere e le venisse detto che le tre opzioni sono San Donà di Piave, Sastino e Portoguaro, quale sceglierebbe? Sceglierei Sastino, non per disaffezione a Portoguaro, perché tutti vorremmo le belle cose nel nostro giardino, quando invece sono cose negative nessuno le vuole nel proprio giardino. Questo per dire cosa? Che l'ospedale unico serve per avere delle ottime eccellenze e per ridurre comunque l'emorragia di cittadini che vanno nelle altre regioni e nelle altre province.